È un giorno storico per Agrigento, iniziano i lavori per la nuova rete idrica in città. Sì, davvero una sensazione di un traguardo raggiunto. Abbiamo lavorato parecchio insieme al Consiglio di amministrazione, abbiamo lavorato parecchio con tutti gli uffici di AICA, le nostre risorse umane si sono impegnate e finalmente oggi non abbiamo raggiunto un traguardo, abbiamo iniziato la corsa. È una corsa contro il tempo, è ovvio che ci saranno una serie di passaggi che dovremmo fare attenzione, però certamente da qui i vantaggi che ne ricaverà la comunità agrigentina sono di fortissima portata. Quali sono questi vantaggi? Quali sono gli obiettivi? Allora, i vantaggi sono, tutti sappiamo che c'è una perdita in città del 56% della risorsa idrica, quindi nel momento in cui questa distrettualizzazione delle risorse idriche andrà a compimento, sarà operativa, è come se avessimo un quantitativo di acqua superiore del 58%, che non è cosa da poco, quindi potremmo finalmente auspicare a un intervento, a un servizio H24 e soprattutto con la collocazione dei misuratori di ultima generazione, gli smart, avremo anche il controllo in tempo reale di eventuali perdite che dovessero sorgere. Quindi una modernizzazione, un'efficienza effettiva della rete idrica che deve essere al passo con i tempi che viviamo.